Bene, eccoci qua. Buongiorno e buona domenica. Questo è l'oroscopo del giorno domenica 7 giugno 2020, però prima di andare avanti con la lettura dell'oroscopo, vi ricordo sempre, per coloro che hanno esigenze di avere una consulenza di cartomanzia nel privato, potete contattarmi ai numeri che vedete in sovraimpresso qui nel comunemente chiamato scrollo. Quindi prenotando un consulto in privato, riservatamente il costo è di 30 euro per coloro che vogliono una consulenza di cartomanzia privatamente completa, mi riferisco completa. Mentre per coloro che hanno dei seri problemi a carattere sentimentale, che siete stati lasciati dal vostro uomo, il vostro uomo è andato via con un'altra donna, vi ha lasciati e volete che torni da voi, lo volete fare impazzire per voi, lo volete legare a voi, mi occupo anche di questo. Chiamandomi sempre ai numeri sovraimpresso, mi raccontate la vostra storia, e io analizzo il vostro problema e dopodiché vi dico quello che si può fare, quelli che sono i costi e tutto quanto. Quindi se avete bisogno di me, io sono a vostra completa disposizione. Bene, allora andiamo con la lettura del segno dell'Ariete, sempre per quanto riguarda domenica 7 giugno 2020. Allora, Ariete, in questa domenica le stelle saranno dalla vostra parte. Il vostro modo di fare, caratteristico del segno, vi aiuterà molto e anche la Luna farà del suo meglio per rendervi la giornata migliore. Finalmente vi sentirete liberi di agire con il cuore e non con la mente. Quindi è una giornata per voi, una domenica splendida, pare che gli astri vi sono favorevoli, quindi godetevela al miglior modo. Per quanto riguarda il lavoro, sarete impulsivi e molto coraggiosi, agire in questo modo vi porterà a dei risultati buoni. Toro, per oggi dovrete aspettarvi una serie di imprevisti sentimentali. Potrebbero esserci dei cambiamenti in vista nella coppia, ma anche per chi è single presto tutto sembrerà più chiaro ed il cuore ritornerà a battere. Sul lavoro la voglia di concentrarvi sui discorsi non sarà molta, voi preferirete passare ai fatti, però dovete attendere perché intorno a voi ci sono coloro che non vi fanno esprimere. Il vostro impegno sarà molto incentrato sulla pratica. Gemelli, se state cercando di concretizzare un rapporto di coppia, in questo momento non sembrate per niente propensi a vivere una lunga relazione. Non riuscite a fidarvi pienamente di un rapporto che deve durare nel tempo, quindi cercate di relazionarvi nel modo giusto e accettare quello che vi viene dato. Sul lavoro non sarà una giornata tranquilla, potrebbero arrivare dei cambiamenti inattesi. Cancro, per quanto riguarda i sentimenti, potreste avere per un breve periodo un po' di confusione. Il cuore non sembra infatti pensarla esattamente come la vostra mente. Oggi potreste fare un nuovo incontro, non escludete a priori le cose diverse dal solito. Lavoro, sembra essere arrivato finalmente il momento di ottenere dei risultati, grandi sorprese per voi. Il segno del Leone. Il vostro partner potrebbe nutrire alcuni dubbi nei vostri confronti
è arrivato il momento di parlarne per mettere le cose in chiaro. Mettete da parte i pensieri che non vi fanno vivere appieno. Riconciliarsi aiuterà a superare delle piccole fratture. Lavoro, oggi potrete non scusatemi, oggi potrete non pensare ai progetti lavorativi. Potrete anche finalmente dedicarvi al vostro benessere personale. Vergine, la voglia di vivere emozioni differenti vi farà ragionare e agire diversamente. Godetevi appieno tutto ciò che la vita vi offre. Concedetevi piccoli momenti di coccole, attenzione alle scelte. Lavoro, oggi vi sentite davvero molto stimolanti, la vostra creatività vi aiuterà particolarmente. Bilancia, potrebbe esserci aria di crisi nel rapporto di coppia, fra voi e il vostro partner la relazione sembra molto distaccata rispetto al solito. Il vostro umore sarà a pezzi e la continua ardità tra voi e il partner farà tutto il resto. Lavoro, questa domenica potreste concentrarvi in un progetto originale e diverso dal solito. Nuove occasioni in arrivo. Scorpione, non sarete dell'umore giusto per fare nuovi progetti con il partner. Adesso come adesso avete bisogno di spensieratezza. Non lesinate amore, dimostrate sempre quello che provate. Lavoro, aria di grandi cambiamenti. Sappiate cogliere al volo le opportunità che vi capiteranno. La vostra caparbietà sarà importante. Sagittario, se state vivendo un periodo non facile nel rapporto di coppia, sicuramente le stelle saranno dalla vostra parte, anche se dovrete impiegare tutte le vostre energie per chiarire una situazione incresciosa. Non è detto che il vostro partner la pensi esattamente come voi. Lavoro, non è la giornata giusta per i rapporti sul lavoro. Qualcuno non condividerà il vostro progetto. Capricorno, questa domenica sarà caratterizzata da un importante vulcano di emozioni. I vostri sentimenti saranno davvero forti. Il vostro partner ha bisogno della vostra complicità. Concedetevi una serata a lume di candela. Lavoro, la luna oggi non vi aiuterà, sul posto di lavoro non darete il massimo di voi stessi, attenzione ai colleghi gelosi. Acquario, c'è una grande confusione di sentimenti ed emozioni dentro di voi. La soluzione giusta sarebbe quella di liberarvi un po' dai vostri dubbi e vivere in maniera più serena. Concentratevi sulle cose concrete, vere, che vi sembrano davvero fondamentali. Lavoro, le occasioni non mancheranno, dovrete essere in grado di cogliere le opportunità che vi vengono offerte. E infine il segno dei pesci, sembrate davvero stanchi della solita rotudine, organizzate una giornata piena di passione. La vostra dolce metà ogni tanto ha bisogno anche di sentirsi amato e coccolato. La sera però ci saranno delle lievi incomprensioni, ma non temete, sarete in grado di sistemarle al più presto. Lavoro, dei cambiamenti vi farebbero bene, concentrate le vostre energie. Ed era così l'oroscopo del giorno domenica 7 giugno 2020. Io vi ringrazio per la vostra squisita attenzione ed ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per domani con il nuovo oroscopo del giorno. A tutti voi, che le stelle siano sempre con voi.